Buonasera a tutti e ben chiatà Sagnovis. All'estate iscritte al registro da indagas per omicidi colpos Nicola Benchiarutti, il giovane ciclista Furlan che domenica ha avuto un incidente alla portata morte dal dirigente sportivo Stefano Martolini. Benchiarutti è regolata a post metri dal traguardo dopo un contatto con un altro ciclista, squintransi con Martolini. Il ciclista buiese ha patito un intervento chirurgico e schene dopo la frattura di diversi vertebris. Al podrà tornare a Minà la sclarita Roberto Bortolotti de ciclistiche buiese che ha fevelato con la fame. Il fil de schene si è salvato per dome 1 millimetro alla giuntata. 3 operatori sanitari di una residenza per anziani del Friuli Orientale sono stati arrestati dai carabinieri per maltrattamenti, violenze e minacce verso anziani che reclamano cura in te più parte dei casi no autosufficienza. Le investigazioni sono partite di una lunga serie di ricoveri di anziani in ospedale, tutti che avvengono in le stesse strutture. Di novembre di passata sono stati documentati minacce, offese e anche violenze al manco il voto anziani residenze in te strutture. Inquirenze e investigatori hanno fatto un sorreluc in tale appartamento di Vincenzo Paglialonga, indiziato principale nell'omicidio di Lauretta Toffoli, che Paglialonga le Redogne di Chiase. In via de Valle sono arrivati agli enti di polizie scientifiche insieme ai consulenti di difese e di Sanson e Linda Pontoni. Marta Spassati, inquirenza aveva in prima tameggiato l'appartamento delle vittime per dopo controllare anche la stanza e le strutture. Sarà giudicato con un rituale scurtato Dimitrij Trajkov, il cittadino bulgaro che alla fine di gennaio aveva chiappato sotto col SUV la macchina in cui viaggiava in Iscugini Svenitis, Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, morti in da squintri, e gli due figli di Sara feriti in maniera seria. Il rituale scurtato ha previsto un sconto di 1/3 di pena, intanto che gli è stata mandata in da urla istanze di pattisamento. Trajkov, che prima dall'incidente aveva assunto alcolics, in tal momento dall'impatto viaggiava a 180 km/h. Un'ambulanza che viaggiava di lungo dalla 4 in direzione Trieste ad addentri questa mattina un miece pesante al tetto dal territorio comunale di Muciane. Danneggiati il miece di soccorso con una femmina che ieri è stata inchiastrata tra gli islamieri. Si intervenuto sul puesto i soccorridori dal centro di Gevot, anche con l'elicottero degli sguardi dal FUC. La femmina è stata tirata fuori e trasportata all'ospedale con l'elicottero, anche in modi accertati però gli causi dall'incidente. 2 persone si sono ricoverate in terapie intensive Covid in regione con 115 pazienti ospedalizzati in che altre reparti. 2 decessi, tutti 2 in provincia di Udine. Sono 5.093 le persone morte dal principio della pandemia. 60 voti news positivi, scuiers dai tampons molecolari, 374 invece di casi, venus fur dalle prove sveltis. Sono al manco 300 di spatriati ucraini arrivati a Udine al principio della guerra. Il comune ha firmato un protocollo con alcune realtà principali del territorio attivi in ambito sociale per creazione di una rete di solidarietà, non si schiarisce il sindaco Fontanini. Voi avete firmato un protocollo insieme a tante associazioni che in città per mettersi insieme e dare una risposta e un lavoro importante ai profughi arrivati da Ucraina. In pratica con la Croce Rossa, con il centro di formazione per le persone grandi, con il mosaico che si interessa di profughi, con l'associazione di psicologi. Ho messo ad un questo protocollo che ha provato di far imparare la lingua italiana a quelli che sono arrivati da Ucraina, di fare un'assistenza sanitaria, di fare un'assistenza psicologica, perché potete restare in Friuli nel miglior modo possibile, che significa conoscere la lingua italiana per dopo poter anche avere un posto di lavoro in attività economiche del nostro Friuli. Quindi sono contento perché hanno aderito in tanti alle domande che vi fate e voi proprio si mettete ad un per organizzare il lavoro concreto.
Il presidente della Regione Federica l'ha ufficializzata la sua ricandidatura alle elezioni regionali dall'anno prossimo. L'annuncio è arrivato in Consiglio regionale dopo aver fatto il bilancio dalle incontri di IRE con il ministro del sviluppo economico Giorgetti. Federica è intervenuta anche in difesa del suo vicepresidente Riccardi, oggetto di un'emozione di censura delle bande dell'opposizione che è stata dopo bollate de aule. E è preveduta per domani l'arrivata a Verona di Cioffi, ormai ex allenatore dell'Udinese, dopo la serata delle trattative per rinnovamento del contratto con la società Blanche e Nere, ma insieme con Cioffi partiranno anche i tre membri del gruppo, tra cui il vice Giampiero Pinzi, che era da ora a Verona, di là dal match analyst Enrico Iodice e il preparatore atletico Antonio Bovenzi. Cioffi ha parlato al paese di Tudor in partenza per Turchia, anche mo nessuna certezza su cui ha parlato al paese dall'allenatore, quello udinese che a più volte sarà ritenuto ingrato il mood di fa di Cioffi. Vierte tra i Borgs e Ostaris è il titolo della prima edizione di una manifestazione per valorizzare le realtà enogastronomiche del territorio. Una ventina di locali storici hanno aderito a iniziative che si farà dai 26 ai 29 di maggio. Non si presenta l'assessore Maurizio Franz. Dal 26 al 29 del mese di maggio è stata presentata un'importante iniziativa che si chiama Primavere fra Borse e Osterie, che vede il coinvolgimento di 23 osterie della città di Uden con un percorso che ha previsto una degustazione di un piatto tipico furlan, di un thai di vino e soprattutto che è stata realizzata tramite una promozione che è fatta in lingua italiana, in lingua furlana ma anche in tedesco, perché c'è con particolare attenzione ai amici dall'Austria, con l'idea ormai vengono centenaria con la pista dall'Alpe Adria in bicicletta in città di Uden, che prima di raggiungere le nostre località di mare si ferma in città e quindi è un piacere, vi odio non nome che passa in città, vi odio le bellezze storiche, artistiche e architettoniche, ma anche che chiacchierano un piatto dai nesti sono tai di vino. E nuovi saltone domani, sempre non con il vinche, sozzere, mandi e riviodisi.